E allora partiranno dall'azienda ospedaliera di Padova queste 875 dosi che domenica saranno somministrate in Veneto. Lo avete sentito, un avvio simbolico per la campagna vera e propria che inizierà a gennaio. Antonello Profita. Arriveranno qui, sarà l'azienda ospedaliera di Padova a ricevere le prime 875 dosi di vaccino Pfizer che domenica verranno somministrate in tutta la regione. Si tratta per la verità di un cosiddetto V-Day, una giornata di sensibilizzazione alla campagna vaccinale vera e propria che partirà poi da gennaio. Dunque anche qui nella provincia di Padova il vaccino sarà somministrato seguendo i criteri fissati. Si comincerà dal personale sanitario che fa registrare un'adesione altissima, oltre il 90%. Qui nell'ospedale si partirà dai primari dei reparti più in prima linea nel contrasto al virus, poi anche tra il personale sanitario avranno la precedenza i più anziani. L'età, infatti, ha voluto ricordare il direttore generale Domenico Scibetta, è fra i fattori di rischio. Domenica ci saranno 2 postazioni a Schiavonia e Cittadella nei poliambulatori degli ospedali e l'azienda, per dare massima diffusione a questo messaggio di promozione alla campagna vaccinale, trasmetterà in diretta sui propri canali social proprio da Schiavonia e Cittadella. Le prime vaccinazioni saranno 55 in ciascuna sede.